Buongiorno, buongiorno, di nuovo in diretta con Focus TG e mezzogiorno in punto, ancora sempre cronaca nera. Partiamo dalle rapine. C'è stata una terza rapina in poche settimane nel Padovano ai danni di un supermercato. È accaduto a Villafranca. Francesco Rattai ha raccolto per noi le testimonianze del responsabile del punto vendita. Siamo a Villafranca Padovana, davanti al supermercato, dove sabato sera, verso l'ora di chiusura, verso le 19:30, due uomini col volto coperto sono entrati impugnando una pistola e urlando: questa è una rapina. Hanno strattonato il dipendente che era alla cassa in quel momento e si sono fatti dare l'incasso. Volevano di più, volevano anche l'apertura della cassaforte dove era contenuto l'incasso del sabato del fine settimana, però l'uomo ha attivato l'allarme e li ha messi in fuga. I due, che parlavano con un accento italiano, sono poi scappati a bordo di quella che probabilmente era un'auto rubata. Alcuni testimoni dicono che fosse una BMW. È il terzo caso di rapina nel giro di poche settimane qua nel Padovano. Noi abbiamo sentito il cassiere che è stato rapinato dai due malviventi e possiamo ascoltare le sue parole. Sono entrati due banditi mascherati, vestiti di nero con il passamontagna nero e con una pistola in mano. Io ero in cassa e hanno detto: è una rapina, mi dia l'incasso, strattonandomi. Dopo volevano la cassaforte, dovevano sapere dove era la cassaforte, continuavano a dirlo. Io gli ho detto: guarda, non abbiamo le chiavi della cassaforte, non possiamo aprirle e tutto. Insistevano. A un certo punto io ho suonato il campanello perché loro continuavano a insistere. Là hanno preso paura, hanno detto: ha chiamato la polizia, e hanno preso la cassa, tutta la cassa, e sono scappati via. Ma le hanno fatto male? No, mi scuotevano un po' per convincermi, erano molto nervosi e dopo basta, è finita lì, insomma. Però immagino un po' di paura ci sia. Ma al momento non ho fatto tempo a aver paura. Dopo ricordando l'accaduto ti viene un po' di paura, ma... Beh, le chiedo, era mai successo? A me personalmente no, però sono cose che succedono, insomma. In questo punto vendita? No, non era mai successo. E secondo lei quant'è il bottino? No, quello non posso dirlo, non posso dare queste informazioni. No, comunque lascia un po' di... Non voglio dire... di apprensione, un po' tutti, è ovvio, chiaro, insomma. C'era tanta gente dentro? Non tantissima, per fortuna non c'era tanta gente. Però hanno scelto il momento in cui probabilmente la cassa era più piena. Diciamo che avevamo appena fatto i prelievi, cioè da procedure aziendali, quindi non c'era tantissimi soldi, così insomma. Allora, vediamo due notizie sempre di cronaca dalla prima pagina del Gazzettino. Un dipendente infedele che fa sparire 12 bancali di merce dal magazzino Ali è stato condannato. Altri due sono ai lavori socialmente utili, e questa è una notizia da Padova. E poi da Mestre un anziano che ha aggredito la dottoressa in ospedale con il bastone da passeggio. La sanitaria avrebbe risposto con una frase shock. C'è stata un'altra aggressione a Vicenza e ci collegheremo tra poco con Carlo Alberto Inghilleri da Vicenza, perché è stato aggredito un medico che ha esasperato, ha detto: adesso io lascerò il mio incarico, così mi era stato riferito. Poi lo sentiremo in diretta tra poco. L'udienza importante nel processo per l'omicidio avvenuto nel luglio del 2023 nel quartiere Forcellini di Padova. L'accusa ha chiesto 20 anni per i due fratelli albanesi che avevano ucciso un loro connazionale al culmine di una lite.
È stata fissata per il 29 ottobre l'udienza finale con l'arringa della difesa e poi la decisione della Corte nel processo con rito abbreviato contro i fratelli Ilmi e Clinton Rakipai, i due albanesi di 20 e 25 anni che il 23 luglio del 2023 durante una lite avevano ucciso con una coltellata un loro connazionale Albert Deda di 24 anni ferendo altri due albanesi. Ieri il pubblico ministero ha chiesto 20 anni a testa per i due fratelli che dopo il delitto avevano anche cercato di scappare in auto all'estero, venendo però fermati alla frontiera dai carabinieri. È stato chiesto anche un risarcimento di 450.000 euro in sede civile. Il pomeriggio di sangue in via Dorighello nel quartiere Forcellini a Padova aveva sconvolto la tranquilla domenica di luglio di un anno fa. Era esploso dopo una lite per una mancata ospitalità che i due fratelli avevano negato ad un connazionale amico della vittima e per questo erano tornati ed era cominciata la lite culminata nell'omicidio. Ha dato in escandescenze dentro a un autobus di linea e ha aggredito due agenti e finito in manette un senegalese di 20 anni. Momenti di tensione ieri pomeriggio all'interno di un autobus dove un giovane senegalese ha iniziato ad inveire contro l'autista che non l'aveva fatto scendere dal mezzo. Il bus era diretto dalla stazione a Vigo Novo. Lo straniero aveva chiesto di scendere in un punto dove non era prevista la fermata e al rifiuto per motivi di sicurezza da parte del conducente ha iniziato a minacciarlo e a prendere a pugni il finestrino. L'autista ha così chiesto l'intervento della polizia in zona Stanga. Il giovane, vedendo i poliziotti, ha cercato di scappare spintonando gli agenti e colpendoli mentre chiedevano i documenti. Alla fine è stato bloccato e portato in questura. Si tratta di un 20enne del Senegal che è stato arrestato per resistenza. E il questore di Padova ha deciso di chiudere per 45 giorni il locale alla Guizza in cui erano stati aggrediti due agenti della polizia. Licenza sospesa per 45 giorni per il bar di Via Guizza a Padova, dove venerdì scorso erano stati aggrediti alcuni poliziotti della squadra mobile impegnati in un servizio antidroga. Il questore Marco Odorisio ha disposto la chiusura temporanea del locale. Gli agenti infatti quella sera avevano notato all'interno del bar un tunisino già denunciato per spaccio. Lo stavano seguendo. Il giovane però aveva chiamato alcuni connazionali che avevano accerchiato gli agenti e un altro cliente del locale è intervenuto con un manganello telescopico in mano e con un coltello nell'altra. Così il tunisino è riuscito ad aggredire i poliziotti con calci e pugni, venendo poi bloccato con il taser. I responsabili delle minacce e delle violenze erano stati alla fine fermati e perquisiti trovando un altro coltello. Vista la continua presenza di persone con precedenti per spaccio e di videolotterie accese oltre l'orario consentito, il questore ha ordinato la chiusura del locale. Era Valentina Visentin della nostra redazione di Padova. Il giallo di Bibbione è stato ripescato, il cadavere di una 29enne di Pordenone, la scoperta ieri mattina intorno alle 8. Sentiamo il nostro corrispondente. È giallo per la morte di una 29enne di Pordenone ritrovata cadavere poco dopo le 8 del mattino tra le acque di Bibbione Pineda. A lanciare l'allarme e chiamare i carabinieri alcuni passanti che hanno notato il corpo esanime galleggiare a 4 metri dalla riva. Subito sul posto con i militari dell'Arma anche i soccorsi del SUEM 118, ma per la ragazza inutile ogni tentativo di rianimazione, ritrovata a sottoriva a pancia in giù, oramai priva di vita. Vicino al suo corpo uno zainetto ricolmo di psicofarmaci. La 29enne era arrivata a Bibbione lunedì 14 ottobre, poco dopo le 22:30, guidando la sua Citroen bianca e lasciandola al parcheggio di via dell'Audi. Qui è scesa, dopo aver preso lo zainetto, ha chiuso l'auto mettendosi in cammino, non si sa verso quale direzione, così dalle telecamere di videosorveglianza. Ed ecco la Citroen bianca della 29enne, oggi ancora in via dell'Audi, dove risulta parcheggiata da circa 24 ore. Dal mare, che ha riportato lo zainetto della ragazza ricolmo di psicofarmaci, si apre anche l'ipotesi di morte sopraggiunta da atto estremo, così anche dal blister ritrovato in mattinata sulla spiaggia, ma al momento i carabinieri sono cauti e non escludono altre ipotesi. Servizio di Anna Maria Parisi, oggi in regia ci sono Renato Cappoia e Tommaso Migotta. Alle 13 avremo in collegamento da Bassano del Grappa il sindaco Nicola Finco.
Però andiamo avanti con la cronaca nera. I carabinieri hanno identificato e denunciato i presunti responsabili della rapina ai danni di una commessa di 22 anni che era avvenuta a fine luglio in centro a Treviso. Si tratta di 3 ragazze e di un ragazzo, tutti minorenni al momento del fatto. Sono state perquisite dall'Arma dei Carabinieri le loro abitazioni. Lei è stata aggredita perché non la lasciavano passare sulla via e quindi da non passi a darci il telefono, il portafoglio. Raccontava così questo parrucchiere i drammatici minuti dell'aggressione ai danni di una giovane commessa da parte di 4 ragazzini. Era il 31 luglio scorso, la donna in bicicletta si stava recando al lavoro lungo via Vogari quando di fronte si era trovata il gruppetto. Alla sua richiesta di farla passare era scattata la violenza. La commessa era stata strattonata e poi colpita con alcune sedie dei locali che si affacciano sul vicolo. Alla fine i ragazzini, prima di scappare, le avevano strappato la borsetta che conteneva alcuni oggetti di valore. La vittima, che aveva riportato alcune ferite, aveva sporto denuncia ai carabinieri che immediatamente avevano dato il via alle indagini per risalire ai responsabili. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte hanno permesso di risalire ai presunti autori della rapina. 4 minorenni italiani di seconda generazione che vivono nell'Interland del capoluogo, di età compresa tra i 14 e 17 anni. Una di loro nel frattempo è diventata maggiorenne. Sono stati identificati questi 4 giovani, parliamo di 3 ragazze e un ragazzo, che hanno consentito poi agli operanti di richiedere un decreto di perquisizione. I militari all'alba di mercoledì scorso hanno eseguito delle perquisizioni nelle abitazioni dei 4. Abbiamo recuperato degli elementi che ci hanno dato la conferma che il progetto investigativo era quello giusto. In questo caso sono stati trovati vestiti che i ragazzi indossavano al momento dell'aggressione. Continua dunque l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alle baby gang. Tra marzo e luglio sono stati 7 i minori tra i 15 e i 17 anni colpiti dal provvedimento di prevenzione dell'avviso orale adottato dalla Questura su proposta della Compagnia Carabinieri di Treviso per la reiterazione dei cosiddetti reati di strada, furti, rapine e spaccio commessi in città nei primi mesi del 2024. È un provvedimento che nasce per altri scopi, chiaramente, ma applicato in queste circostanze serve come momento di confronto anche con i giovani per fargli comprendere che il loro comportamento li può portare su un declino molto, molto rapido verso comportamenti più gravi. E la collaborazione dei cittadini è davvero di vitale importanza per le forze dell'ordine. La Tribuna di Treviso titola su questa donna che ha fotografato i suoi aggressori durante la rapina, così li ho incastrati. A Mogliano Veneto, la custode del cimitero ha deciso di mettersi a disposizione gratuitamente dei cittadini come antifurto. Ho pensato di mettermi a disposizione per i cittadini che nelle ore in cui sono reperibile, se possono lasciarmi la borsa della spesa, se hanno voglia di lasciare qui in custodia, in ufficio, i loro effetti personali. Devi passare per il cimitero ma hai la borsa della spesa sulla bicicletta oppure qualche oggetto di valore in macchina? A Mogliano puoi lasciarlo in ufficio dalla custode, sicuro che nessuno te lo porterà via. E questa è la lodevole iniziativa partita ieri per volontà della responsabile cimiteriale stessa, che ha postato sui social 2 casi, quello della signora che ha lasciato incustodite le borse per curare una tomba e quello di un signore derubato del pranzo non appena si era voltato per lavarsi le mani ad una fontanella. Del resto qui i ladri non mancano. Perché mi sono arrivate varie segnalazioni di persone che si sono giustamente lamentate per il fatto che stanno pulendo le tombe o cambiano i fiori oggi e domani non li trovano più. Ieri mattina è successo questo, è venuta una signora in cimitero a chiedermi se era normale che portino via fiori, tutte queste cose qua. Ho detto no, che non è normale, io a sta gente auguro che cadano le mani, ma purtroppo non ci posso fare niente. Ho detto voi continuate comunque a segnalarmi. Una situazione ben nota al sindaco Davide Bortolato, che se da una parte loda l'iniziativa della Guardiania, dall'altra ricorda che presto tutto il cimitero sarà sorvegliato da una rete di telecamere. Ma come dire, prevenire è meglio che curare, ed allora ecco il servizio di Guardiania che, sottolinea Isabella, è del tutto gratuito. Ho detto adesso scrivo su Facebook, no? Chi arriva
se ha qualcosa da assarne me assa qua, tempo di fare il suo conto e dopo già va via. Apprezzamento immediato da parte dei cittadini. È una buona iniziativa perché sì, in questo luogo non dovrebbe mai esserci di queste ruberie. Quindi è meglio avere qualcuno che fa da custode non solo delle tombe ma anche delle cose dei vivi? Sicuramente. Un servizio che Isabella è ben contenta di offrire nel suo orario di lavoro. Certo, io sono qui tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:30. Possiamo dire che oltre ad essere custode dei morti è custode anche di vivi? Possiamo dirlo, sì, tranquillamente. Servizio di Lucio Zanato, andiamo a Bolzano Vicentino dove alcuni uomini armati di pistola hanno fatto irruzione in un mercato, in un market, sono scappati con l'incasso. Sentiamo cosa ci ha detto il vice sindaco Massimo Berdin. Momenti di panico per una rapina ad un supermercato di via Gorizia Lisiera di Bolzano Vicentino che si è consumata in pochi minuti sabato in orario di chiusura, momento in cui, secondo quanto è stato possibile ricostruire, a fare irruzione sarebbero stati 2 uomini con il volto coperto, armati di pistola, intimando di farsi consegnare l'incasso. Scappati dopo il colpo con un bottino di quasi 5.000 euro, episodio su cui indagano i carabinieri e che riporta al centro il tema sicurezza del territorio, su cui punta l'attenzione anche l'amministrazione comunale con l'obiettivo di potenziare la videosorveglianza. Noi come amministrazione siamo concentrati anche su questo fatto, cioè nella deterrenza di questi fattori, e l'unico modo che noi pensiamo e che abbiamo a disposizione è quello delle telecamere. Abbiamo fatto un bando, purtroppo i soldi sono terminati, stiamo aspettando dal Ministero un ulteriore finanziamento, speriamo che arrivi quanto prima per proteggere il territorio con dei mezzi adatti a questo utilizzo. L'indignazione di molti padovani per il fatto che Michael Liguori, calciatore del Padova, pur essendo stato condannato per violenza sessuale, ha giocato nonostante questa condanna. E oggi la notizia di un altro calciatore rinviato a giudizio. Sentiamo in diretta Valentina Visentin con Cristian Rocca Allende. A te Valentina. Sì, buongiorno da Padova, direttore. Purtroppo la notizia di queste ore di un altro centrocampista, di un altro giocatore del calcio Padova che è stato rinviato a giudizio per un altro episodio di violenza sessuale, questa volta avvenuto nel 2020 a Messina. Si tratta di Carmine Cretella, centrocampista di 22 anni, arrivato proprio nel 2022 insieme a Michael Liguori, e tra i protagonisti di questa stagione del calcio Padova. Liguori condannato in primo grado per una violenza sessuale avvenuta nel 2018, Cretella invece nei giorni scorsi rinviato a giudizio con l'accusa di aver abusato di una minorenne nel 2020 mentre era in forza nella squadra di calcio del Messina, un episodio avvenuto durante un lockdown nell'autunno del 2020. Al momento dal calcio Padova non ci sono state dichiarazioni, tutto è fermo alla nota che è stata fatta nei minuti seguenti alla condanna di primo grado di Michael Liguori, e quindi questo nuovo caso ovviamente fa discutere la città tra chi è più garantista, chi invece chiede che almeno questi giocatori non vengano sospesi, non vengano fatti giocare in attesa di una sentenza definitiva. Le parole dell'assessore alla scuola di Padova, Cristina Piva, avallate nelle scorse ore anche dal sindaco Giordani. Sentiamo il servizio e poi invece vi diciamo le dichiarazioni che sono arrivate da alcuni esponenti del centrodestra. La presenza in campo domenica di Michael Liguori, attaccante del calcio Padova, condannato nei giorni scorsi in primo grado per una violenza sessuale compiuta ai danni di una 14enne nel 2018, è stata fatta passare sotto traccia, quasi in silenzio, dalla società biancoscudata. Un atteggiamento che ora sta scatenando l'opinione pubblica e che non è piaciuta all'assessore alla scuola di Padova, Cristina Piva. Io capisco che i gradi di giudizio siano 3 e lui ne abbia soltanto passato 1,
Però rendiamoci conto che queste situazioni non dobbiamo in nessun caso avallarle, neanche sfiorare il fatto che queste persone possano giocare così e avere la possibilità di mettersi in mostra dopo fatti del genere. Un segnale doveva essere dato dalla società. Lascialo in panchina una giornata, 2, dai un segnale che anche tu vorresti che le persone si comportassero secondo le regole civili. Anche il sindaco Sergio Giordani, in passato anche lui presidente del Calcio Padova, sostiene la linea dell'assessore Piva. Bisogna sempre in ogni caso stare dalla parte delle donne che trovano il coraggio di denunciare una violenza, e queste giovanissime donne hanno tutta la mia vicinanza. C'è un processo in corso, ma come dico spesso, sono sindaco e anche un nonno, capisco quindi nel profondo il sentimento e quanto ha espresso la nostra assessora, ha scritto in una nota Giordani. Il calcio e lo sport sono ambienti che riscuotono l'ammirazione dei giovani e che dovrebbero trasmettere valori, continua Piva, che dalla società biancoscudata si aspettava una reazione diversa nei confronti del giocatore, che non può essere limitata al solo garantismo. E spero che la giustizia sia anche più veloce, perché non si può tenere a lungo persone in attesa di un giudizio finale. Però ricordiamo che l'Italia è molto garantista da questo punto di vista e forse ha anche ragione. Nessuno però ha chiesto la carcerazione di questo ragazzo. Io non sto chiedendo la carcerazione, io sto chiedendo che non venga utilizzata la sua figura per il suo apporto alla squadra, almeno per un momento, in maniera da far capire: ma noi Calcio Padova siamo contrari a questi comportamenti. Il silenzio della società biancoscudata, che all'indomani della sentenza di primo grado nei confronti di Liguori ha congelato ogni commento in attesa della conclusione dell'iter legislativo, è stato condannato anche dal Centro Veneto Progetti Donna, che quotidianamente raccoglie le denunce delle vittime di violenza. Io ritengo che appunto dovremmo parlare più di cosa succede quando una donna denuncia una violenza e molto meno di come sta il giocatore dopo che ha giocato la partita. Forse si poteva in questo caso essere un po' più coraggiosi e rispettare anche quelli che sono i proclami che vengono fatti il 25 novembre, quindi di condanna seria alla violenza maschile sulle donne, e magari con un principio di precauzione sospendere la presenza del giocatore delle partite finché appunto il procedimento non sia giunto a termine. E avete sentito le dichiarazioni dell'assessore alla scuola Cristina Piva di Padova e del sindaco Sergio Giordani. Queste dichiarazioni e questo caso in generale sta proprio dividendo la politica. È intervenuto anche il centrodestra in netta contrapposizione alle parole che avete appena sentito nel servizio di Piva e Giordani. La presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva è patrimonio del nostro ordinamento e del sistema costituzionale italiano, ha dichiarato il sottosegretario alla giustizia, il leghista Andrea Ostellari. La professione e l'attività svolte da un cittadino non possono affievolirla, la legge è uguale per tutti, calciatori e non. Non mi permetto, continua Ostellari, di entrare nel merito della nota vicenda giudiziaria proprio perché non conclusa, che riguarda un calciatore del Padova. Tuttavia confondere un'accusa con una condanna definitiva rischia di configurarsi come una grave manifestazione di populismo. Chi sbaglia paga, ma solo dopo l'accertamento definitivo dei fatti, ha concluso Ostellari nella sua nota, prendendo dunque la distanza e comunque essendo proprio contrapposto alle dichiarazioni del sindaco Sergio Giordani e dell'assessora Piva sul caso Liguori. E ora Cretella che sta indignando l'opinione pubblica padovana. Da Padova è tutto, linea allo studio. Sì, grazie molte a Valentina Visentin e a Cristian Roque Allende per la parte tecnica. E nonostante una doppia condanna per stupro, l'ex PR di Loreggia, in carcere dall'anno scorso, chiede uno sconto della pena. In carcere da 1 anno e mezzo circa per una doppia condanna a 8 anni per violenza sessuale, ma Filippo Roncato, 29enne di Loreggia, ex PR di discoteche, ha chiesto attraverso il suo legale uno sconto di pena di 2 anni e 7 mesi, ovvero il periodo trascorso con misure restrittive dell'obbligo di dimora e di firma in attesa della condanna. Roncato è in carcere a Bollate per scontare una condanna di 6 anni per aver abusato nell'agosto del 2015 di una quindicenne all'interno della discoteca Euro
baita al lago di Castelfranco Veneto, condanna confermata dalla Cassazione che nell'ottobre dell'anno scorso ha confermato anche 2 anni di pena chiesti in primo e secondo grado per un'altra molestia avvenuta nell'estate del 2016 in una casa di Massanzago, dove Roncato aveva tentato un approccio sessuale nei confronti della sorella minorenne del suo amico. Allora vediamo un titolo mi pare dalla Nuova Venezia. Sì, la Nuova Venezia, Renato Boraso, la lettera alla sua Favaro, il carcere è duro, mi scuso con tutti. Il compleanno dell'ex assessore ai trasporti e alla mobilità del Comune di Venezia coincide con il terzo mese in cella. La moglie dice sta andando avanti. Ricordiamo che Giovanni Toti è stato scarcerato dopo essersi dimesso e ha poi anche patteggiato, cosa che non è ancora accaduta con Renato Boraso, che è ancora in carcere. 3 mesi sono tanti, nonostante abbia reso tante dichiarazioni che saranno utili per la cosiddetta inchiesta Palude. Erano stati travolti da un'auto a Mogliano Veneto, una coppia di residenti al Lido, 2 persone anziane. A 6 giorni dall'incidente l'uomo è morto. Ci colleghiamo telefonicamente con il nostro corrispondente Lorenzo Maier. Lorenzo, allora purtroppo il decesso di questo anziano che immagino fosse conosciuto al Lido di Venezia. Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori. Sì, molto conosciuto al Lido di Venezia, Sergio Citato, ma anche a Sant'Elena, dove è stato alimentarista per oltre 20 anni tra gli anni 70 e gli anni 90. Una tragedia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nel senso che molti qui al Lido non avevano collegato che le 2 persone investite erano questa coppia residente in via Peraltro, una laterale del Zambiane, quindi una zona centralissima del Lido. Quando questa mattina si è sparsa la notizia, è stato il momento del cordoglio, del ricordo da parte di tutti che raccontano della grande amabilità di queste persone, che erano una coppia molto unita, che peraltro andava periodicamente a Mogliano Veneto per trovare la figlia Silvia, la loro unica figlia, e invece in questa occasione lui ha trovato la morte e la signora invece è ricoverata ancora in ospedale, è bisognosa di cure mediche, cliniche, e è stata dichiarata fuori pericolo dai medici, ma il suo percorso di recupero sarà molto lungo e quindi il Lido si è mobilitato anche per stare vicino a questa famiglia. Lorenzo Maier, grazie molte, grazie per queste ultime notizie. Passiamo al Giro del Veneto che arriva a Monteberico e fa tappa a Lonigo con un traguardo volante in onore di Davide Rebellin nella sua città natale. Come sapete è stato condannato a 4 anni di detenzione il camionista tedesco che l'aveva travolto e ucciso e poi si era dato alla fuga. Intanto i consiglieri regionali vicentini Silvia Maino e Marco Zecchinato continuano a chiedere che venga restituita al campione la medaglia vinta alle Olimpiadi di Pechino del 2008 che gli era stata revocata per accuse per le quali fu poi assolto. Luisa Bertini e Simone Squarcina insieme a Silvia Maino e Marco Zecchinato. Sentiamo. Giornata importante oggi per Vicenza, che ospiterà l'87° Giro del Veneto che approderà a Monteberico. Giro del Veneto dedicato anche al campione scomparso Davide Rebellin, perché ci sarà una tappa volante anche a Lonigo. Io oggi sono in compagnia di 2 consiglieri regionali, Silvia Maino e Marco Zecchinato, perché hanno presentato una mozione che sarà in discussione questi giorni che riguarda proprio il campione di ciclismo di Lonigo. Ecco, come abbiamo detto, tappe a Lonigo per onorarlo. Sì, Davide Rebellin, un campione del ciclismo mondiale, Davide Rebellin di Lonigo. Oggi il traguardo volante passerà proprio
all'Onigo ed è dedicato a lui. D'altra parte l'Onigo ha già dedicato una ciclabile, c'è anche un memorial in ricordo di Davide Rebellin, un grande ciclista, un'icona del ciclismo sia per talento sportivo ma anche per spirito di abnegazione e capacità di soffrire sui pedali in bicicletta, che tutti gli riconoscono, anche i colleghi professionisti che hanno corso con lui. Una persona molto amata, un grandissimo ciclista, tragicamente scomparso purtroppo in quel tragico incidente è avvenuto a Montebello Vicentino. C'è stata anche una sentenza di condanna e un risarcimento che non ci riporterà indietro Davide Rebellin né a noi né alla famiglia, ma comunque un personaggio che va ricordato, e per questo appunto con la collega abbiamo ritenuto di portare l'attenzione e la luce su questo grandissimo ciclista. Ecco, infatti l'attenzione è riportata proprio su una medaglia del 2008. Medaglia del 2008 che Davide ha vinto con grande onore alle Olimpiadi di Pechino. Come ha detto giustamente il collega, Davide è un esempio anche per i giovani del nostro territorio e ha portato per 30 anni alto il nome del Veneto nel ciclismo in tutto il mondo. Davide ha avuto una medaglia d'argento a Pechino che porta ancora il suo nome è scritto lì, e noi vogliamo che Davide abbia questa medaglia. Davide purtroppo non c'è più, ma la sua medaglia c'è, e noi chiediamo che in tutte le sedi si attivi il Consiglio regionale e la Giunta perché gli venga restituita. Ecco, vi state battendo proprio perché torni anche alla città un po' come simbolo. Certamente è un simbolo per la nostra gioventù, per i nostri ragazzi, per l'abnegazione, come diceva il collega, con cui per 30 anni, ripeto, è stato sui pedali, ed è stato un esempio e un simbolo per lo sport. Davide, io lo devo ricordare questo con grande franchezza, è uscito dalla sua vicenda di doping con il fatto che non sussiste, quindi più che pulito. Ecco, quindi noi restiamo ovviamente in attesa di vedere il Giro del Veneto qui nel Vicentino. Io ringrazio i miei ospiti. Grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcina da Vicenza. Andiamo a Treviso, dove gli iscritti sono sotto la soglia alle scuole Pascoli di Treviso. È stato approvato dalla Giunta il piano di ridimensionamento scolastico, le classi verranno accorpate alla Masaccio. Vediamo il servizio e poi andremo in diretta da Lucio Zanato. In questo momento alla scuola primaria Pascoli di Santa Maria del Rovere soltanto 2 classi, una classe di 12 bambini e una classe di 15 bambini. C'è una scuola che è a meno di 1 chilometro di distanza, che è la scuola Masaccio, che dispone di spazi e ambienti idonei ad accogliere queste 2 classi e pertanto abbiamo ritenuto, condividendolo con le dirigenti scolastiche, con l'ufficio scolastico provinciale e anche con i presidenti dei consigli di istituto, di prendere questa decisione. Solo 27 iscritti al primo anno alla scuola primaria Pascoli dell'Istituto Comprensivo Martini di Via Salsa, numero sotto la soglia minima di 30. Nessun bambino alla primaria Tommaseo di San Zeno dell'Istituto Comprensivo Fellicent, le cui classi sono già state trasferite alle vicine Don Milani. Numeri che non raggiungono la quota minima per l'erogazione dei servizi e che ha reso dunque necessario da parte dell'amministrazione comunale il ridimensionamento a partire dall'anno scolastico 2025-2026. Le conseguenze dell'inverno demografico iniziano a farsi sentire e ci costringono a prendere delle decisioni, ma che tengono sempre in considerazione il bene soprattutto dei bambini. Abbiamo incontrato le famiglie della scuola Pascoli la settimana scorsa per preannunciare questa decisione, mettendoci a loro completa disposizione per cercare insomma di rendere il più agevole possibile questo trasferimento. Cercheremo di assecondare magari la parte del trasporto. Io mi sono messa a disposizione sia per studiare eventualmente dei percorsi pedibus sia per attivare una navetta di trasporto scolastico laddove ci sia un numero minimo di bambini insomma che ne necessita. Numeri in linea con il trend di denatalità. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Conte. Queste sono le prime vere conseguenze dell'inverno demografico, dice, e rassicura. Gli spazi lasciati non rimarranno vuoti. Non verranno lasciati vuoti, non è questa l'intenzione dell'amministrazione. Ovviamente di questo se ne occuperanno i miei colleghi direttamente con un bando, cercando di dare soprattutto al quartiere di Santa Maria del Rovere comunque un punto di riferimento, che non rimanga uno spazio vuoto. E ieri proprio il governo ha varato i 1.000 euro per ogni bambino nato da coppia di genitori che hanno un ISEE basso. E il problema, Lucio, è quello insomma della denatalità, come ha detto l'assessore, no?
Allora, intanto buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come avevi giustamente detto tu, andiamo a verificare qual è la situazione ieri, e quindi io questa mattina alle 7:30 sono venuto a verificare la situazione, e ti devo dire che a Santa Maria del Rovere non è vero che ci sia la denatalità, perché nel vicino asilo attaccato a questa scuola, queste sono le Pascoli che il prossimo anno chiuderanno, ci sono 30 bambini. Perché ci sono 30 bambini? Perché il quartiere di Santa Maria del Rovere, che è tra i più popolati di Treviso, si è ripopolato, cioè gli anziani ovviamente sono deceduti, le case sono state vendute e sono state acquistate dagli stranieri che sono venuti con le nuove famiglie, stranieri che differentemente da noi fanno molti più figli e di conseguenza ci sono molti più bambini, ed è un po' il motivo per cui questa mattina alle 7:30 abbiamo sentito un po' di voci di genitori. Va detto, la prima cosa che mi ha lasciato un po' basito è che i genitori che io ho sentito, forse ho avuto sfortuna, non lo so, parlano malissimo l'italiano, capiscono malissimo l'italiano, e quindi facile che alla riunione che aveva accennato l'assessore Sannagiotto prima della settimana scorsa non abbiano capito molto di quello che sta per accadere, e quindi che succederà dal prossimo anno. Tanto è vero che molti dicono noi ci va bene, ma non hanno forse ben capito che cosa è successo. Chi invece ci ha capito molto bene, e lo sentiremo dopo, sono i genitori italiani, che sono tutt'altro che contenti, proprio perché dicono: attenzione, perché questo plesso è vero che lo chiudete, però il riscaldamento dovete tenerlo acceso, perché l'asilo che ha il riscaldamento in condivisione deve comunque funzionare. E poi dicono, proprio perché se all'asilo ci sono una trentina di bambini, perché non si riesce a organizzare una prima, e perché già una prima è stata spostata alle Masaccio. Prima si parlava dell'istituzione di un autobus, e c'erano tanti bambini, c'è già, lo faremo vedere questa sera alle 8, solo che invece di arrivare puntuale alle 8 a scuola, arriva qui intorno alle 8:20, perché prima ovviamente qui c'è molto traffico, è una delle strade più trafficate del mattino, alle 8:20 e 8:30 riesce ad arrivare alle Masaccio, e quindi i bambini, gioco forza, perdono un'ora di scuola. Tutto questo ce l'hanno detto i genitori, ci hanno fatto verificare. Dicono sostanzialmente i genitori che tutto questo è già stato preordinato, preventivato, probabilmente perché c'è un disegno per far arrivare qui degli altri istituti. C'è chi dice l'istituto aeronautico che è in Piazza Vittoria, c'è chi dice invece addirittura una sede staccata dell'università, insomma un ambiente che viene è ambito proprio perché si trova tutto sommato in un asse viario e in un quartiere estremamente popoloso. Poi per ultimo c'è chi dice no, perché qui tutto il quartiere si sta spopolando. Vi garantisco che non è così, anche perché al di là dell'asilo c'era un bar, è stato demolito per fare palazzine, dove si parla di un 500.000 euro, 400.000 euro per appartamento, e quindi questo è anzi un quartiere che è parecchio ambito e probabilmente anche e non solo da coppie o da singoli, insomma. Ecco, questa più o meno è la situazione, e quindi hai fatto bene, direttore, a mandarci a verificare, perché è un po' diversa da come ci è stata raccontata dall'assessore. Però per essere precisi, adesso ascoltiamo un po' di interviste che ho raccolto questa mattina, poi linea a te, direttore. Chiudono le Pascoli, sì. Per i nonni cosa significa? Niente, significa allontanarsi da qua. C'è la previsione, anzi la certezza a quanto pare, di portare questi bambini alle Masaccio, e quindi questa scuola rimarrà vuota, e spero quanto prima che non rimanga una cattedrale nel deserto e venga occupata da qualche altra attività. Sì, è un po' un disagio. Sarebbe meglio che rimanesse aperta qua? Sì, io voglio che lasciamo aperta, però se chiude dobbiamo portare lì. Allora, lei è un genitore, perché è un problema chiudere questa scuola? Prima di tutto perché questo è il quartiere più grande di Treviso, è l'unica scuola che è rimasta per i bambini. Trovo assurdo eliminare completamente un servizio secolare da questo tipo dal nostro quartiere. Però dicono che ci sono meno bambini che possono arrivare qua, che sono iscritti. Ma perché succede questo? Che hanno fatto delle manovre per non far iscrivere i bambini, e questo è certo, perché quando abbiamo fatto la riunione la settimana scorsa con gli assessori io gli ho fatto anche il segno di Pinocchi, si sono un attimo risentiti, però è la verità. L'anno scorso c'erano 35, se sbaglio, bambini all'asilo, che qui è adiacente, che è muro con muro. Quando sono andati per iscriversi hanno detto che non c'erano posti per iscrizione perché non si faceva la prima, dunque era già una cosa pregressa che avevano deciso dall'anno scorso di non fare più la scuola qui. Il problema è che ci hanno dato delle
ci hanno dato una notizia già decisa, non ci hanno fatto partecipe niente, non ci hanno chiesto niente e ci hanno lasciati nel balia. Basta, arrangiatevi. Quindi come ha accertato Lucio Zanato da cronista di razza qual è, insomma, qui la denatalità c'entra fino ad un certo punto. Invece c'entra molto l'autonomia con il Veneto e con i veneti che erano andati a votare il 22 ottobre del 2017 e oggi la riforma Calderoli è diventata legge e il Presidente Zaia sta portando avanti le trattative con il Governo per le prime 9 materie che non hanno necessità di LEP, cioè del livello essenziale di prestazione. Tra queste ci sono la protezione civile, il commercio con l'estero, l'anagrafe, eccetera, eccetera. E su questo un durissimo confronto molto serrato ieri col Presidente della Regione in aula e le dichiarazioni dell'opposizione, in particolare del Partito Democratico. Siamo nella fase della trattativa rispetto alle 9 materie non LEP. Siamo nella fase di attesa dei famosi 60 giorni per avere le prime risposte dei ministeri rispetto a quella che è un'ipotesi di lavoro, neanche di approvazione, di lavoro. Vi ho già detto, verosimilmente si va nella direzione di pensare in questa prima fase di cercare di fare un negoziato a 4 regioni che possono condividere, che so, 5, 6, 7 materie, quello che sarà, con delle funzioni diciamo che saranno più o meno simili. Il presidente Luca Zaia è intervenuto al Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini per comunicazioni sullo stato del percorso di autonomia differenziata a 4 mesi dall'approvazione in Parlamento. Entro 60 giorni ha evidenziato qualcosa accadrà, allora si convocherà la consulta sull'autonomia, gli stakeholder e l'osservatorio. Zaia è consapevole del fatto che il percorso sia lungo, ma va portato avanti con perseveranza. Si va avanti, la strada è segnata, è totalmente legale, in linea con la Costituzione, penso che è un lavoro lungo, ma che se oggi è arrivato a questo punto è perché io ci ho sempre creduto, noi ci abbiamo sempre creduto. Ricordo che quando si è iniziato con il referendum 2014 tutti dicevano che non sarebbe mai stato approvato, siamo riusciti ad arrivare qui. Sui prossimi passi dell'iter per il Presidente, prima di tutto bisogna far capire quali sono i vantaggi dell'autonomia. Si inizia con le 9 materie, entro 24 mesi avremo a disposizione un portafoglio di altre 14 materie, varie funzioni, non è vero che cambia nulla, perché sono funzioni che comunque rappresentano un grande decentramento amministrativo che questo Paese non ha mai fatto. L'autonomia va costruita giorno dopo giorno, ma anche alimentata giorno dopo giorno. Non si immagini che fatto il primo passaggio sia finita lì, andrà avanti per anni perché dovremo sempre più consolidarla. Quanto alla richiesta di abrogare la legge Calderoli, Zaia commenta. Voglio ricordare che è molto, irrituale pensare che un referendum nazionale possa decidere il futuro di una regione o di altre regioni che chiedono, quindi anche questo ci pone non pochi imbarazzi. Dall'altro ricordo che i proponenti del referendum sono gli stessi che hanno tentato di bloccare il referendum dei Veneti. Ed infine ricordo che il tema dell'azione e quindi dell'intesa tra Stato e Regione in base all'articolo 116,3 della Costituzione, ovvero l'autonomia differenziata, non prevede necessariamente il passaggio in Parlamento. Secondo me è doveroso che sia stata fatta la legge, è un grande segno di rispetto istituzionale, ma voglio dire a tutti che se salta la legge non c'è scritto che non possiamo più fare l'autonomia. Esatto. E poi restano un paio di scogli per il referendum abrogativo dell'autonomia differenziata. Uno è l'ammissibilità, deve pronunciarsi la Corte Costituzionale sull'ammissibilità di questo referendum abrogativo, con una riforma che invece è collegata alla legge di bilancio e che quindi dovrebbe essere intoccabile. E poi c'è il quorum, bisogna che vadano a votare il 50+1% e quindi non sarà facilissimo. Delusi da questo incontro gli esponenti dell'opposizione in Consiglio regionale.
Speravo che il Presidente venisse a parlarci della Regione del Veneto e invece ha parlato di se stesso, di come l'autonomia per se stesso e per il suo partito sia una bandierina da sventolare, ma non è stato in grado di dimostrare se e come questa autonomia sarà utile alla nostra Regione. I problemi che dobbiamo affrontare sono enormi, tra qualche settimana inizieremo la discussione di bilancio dove ci sono tagli lineari su tutti i capitoli di spesa e non ho capito come l'autonomia potrà aiutare il Veneto a risollevarsi rispetto ad alcuni temi che sono enormi e rispetto ai quali non stiamo dando risposte. Quindi l'aspettativa era alta, la delusione altrettanto alta per delle risposte che non sono arrivate. Ha dichiarato che oggi non è nelle condizioni di fare alcuna proposta, siamo all'inizio di un percorso. Io credo che questo percorso come inizio abbia avuto una gestazione di 7 anni un po' troppo lunga e ad oggi quello che abbiamo sentito è sempre la solita filastrocca che la Lega porta avanti da una vita, ma che non è in grado di realizzare proprio per i dissidi interni al centrodestra stesso, tant'è che ci sono ministri dello stesso governo a traino, Meloni e Salvini, che non la pensano come Zaia, non la pensano come i leghisti del Veneto. Questa autonomia da domani cosa porterà nelle contingenze dei veneti, nelle liste d'attesa, nello spopolamento, nei giovani che vanno in fuga, nelle infrastrutture carenti, nel trasporto pubblico che non va? Come l'autonomia può cambiare tutte queste cose? Io l'abbiamo chiesto, ma rimane un perimetro ideologico e poco pratico. Alla delusione e alle domande sollevate da molti consiglieri regionali di opposizione che da tempo chiedevano questo incontro non sono mancate le repliche immediate da parte della maggioranza, consapevole delle difficoltà del percorso ma fiduciosa nella sua riuscita. Al PD è caduta la maschera, questa è la vera questione. Il PD che si è sempre dichiarato autonomista, lo stiamo vedendo ogni giorno di più con la raccolta firma per il referendum, con quelli che sono i dibattiti che fanno, con quello che dicono in aula. Il PD è un partito contro l'autonomia dei veneti. Dispiace perché sappiamo che tanti elettori del PD hanno votato a favore dell'autonomia e penso siano traditi da chi sta portando avanti un referendum che alla fine sarà il vero spacca Italia. Un incontro che si aspettava da tempo ma che segue un iter procedurale che, ricordo, è iniziato con il governo Meloni dall'ottobre del 2022, quindi dall'insediamento del governo. Siamo arrivati a febbraio con il disegno di legge Calderoli che dal Consiglio dei Ministri è stato approvato e, come anche ha detto il Presidente poco fa, in maniera inaspettata, e quindi è iniziato un iter molto importante. Oggi parliamo di materie, parliamo di competenze, quindi parliamo di cose concrete e quindi chi non vuole l'autonomia, ma in particolar modo chi rema contro il Veneto anche da Veneto, deve mettersela via. Siamo ben consapevoli che il percorso che porta all'autonomia è un percorso impegnativo, travagliato, estenuante, però bisogna con perseveranza portarlo avanti. Ci rendiamo anche conto che la storia stessa del regionalismo in Italia è stata una storia dove c'è stato molto impegno per riuscire ad individuare le regioni, a dare loro dei poteri, ed è evidente che per chiedere l'autonomia dobbiamo ancora battagliare. Interviste, servizio di Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per la parte tecnica. Adesso andiamo a Vicenza da Carlo Alberto Inghilleri perché c'è stata l'ennesima aggressione ai danni di un medico che Carlo Inghilleri ha intervistato. Sentiamo. SOS Sicurezza nella sanità, ne abbiamo parlato diverse volte, purtroppo sono già 2000 le aggressioni ai danni di operatori sanitari in Veneto nel 2024, l'ultimo episodio succede qui a Vicenza in un quartiere difficile, siamo nel quartiere San Pio X in Viale della Pace, nello studio medico del dottor Massimo Omerini che purtroppo non è la prima volta che si trova a dover fronteggiare una situazione ad alta tensione con alcuni pazienti. È una piaga della sanità territoriale, ci sono in ospedale ma li subiamo anche noi. Noi purtroppo siamo da soli, non abbiamo i Rangers, non abbiamo nessuno e subiamo intrusioni, minacce, sputi, bestemmie da parte di cittadini arrabbiati. Nel caso in questione ieri un cittadino tunisino, ahimè mio paziente da pochi giorni, che avevo già allontanato e ricusato, si è ripresentato ubriaco, si è seduto proprio lì. Ecco, vedete in questa sedia, lei esce dallo studio, chiama il prossimo paziente. Chiamo il prossimo paziente e mi ritrovo il signor XY. Abbastanza alterato, gli chiedo: guarda, tu non hai diritto, ti ho allontanato a meno che tu non abbia situazioni di urgenza. No, volevo solo ripetizione di questi farmaci, sono farmaci sedativi usati nel mondo dei rack e dei stupefacenti.
Io gli dico: guarda, allontanati con le buone, altrimenti sono costretto a usare lo spray al peperoncino, di cui io sono fornito da alcuni anni, perché ho già avuto alcune aggressioni. Ha cominciato a inveire, bestemmiare: qua si mette male per te. I cittadini erano lì atterriti, hanno assistito alla scena e piano piano, con fermezza, l'ho allontanato dalla sala. Sono ancora molto scosso, questa notte non ho dormito. È il 7° episodio che mi accade nel post-Covid. La nostra situazione è in balia di nessuno. In ospedale hanno gli aiuti, noi non possiamo mettere neanche le webcam perché ci è proibito. Ho già fatto segnalazioni, eccetera, ho ricevuto un bel 0, ordine di medici, dirigenti, eccetera. Ricevo solo la solidarietà di qualche collega, il quale mi dice: sì, anche a me è successo lo spintone, lo strangolamento, lo sputo, la minaccia. Quindi a questo punto che cosa ha deciso? Ha preso una decisione drastica? Allora, io ho deciso prima di tutto di allontanare. Ho ricevuto la solidarietà di 3 cittadini, i quali tutti e 3 ci hanno detto: dottore, voi siete degli eroi se non ci foste noi. Questo è il ritratto di una Vicenza del degrado che arriva anche da noi. Io, avendo anche un ragazzo disabile e avendo fatto un'ischemia 3 mesi fa, sono in situazione di grande stress. Io ieri ho scritto una lettera di dimissioni, di segnalazione e di dimissioni. Mi mancano 3 anni alla pensione, ho l'offerta di andare in una cooperativa a fare del vino a Brendola. Questa è una storia che racconta meglio di tante altre qual è il degrado che purtroppo i medici come lei devono subire, le aggressioni, ricordo 2000 in Veneto nel 2024, lei dovrà cambiare lavoro a questo punto, però forse entrerà in un settore meno pericoloso. Io sono un appassionato del mio lavoro, ho lavorato anche in Africa, probabilmente lo farò non nel sistema sanitario, che è una giungla, andrò in un ente privato, devo dare l'addio anche per la salute personale a questo lavoro che era bellissimo, adesso è diventato pericoloso. Complimenti a Carlo Alberto Inghilleri, un'intervista importante, un medico di famiglia che arriva alla soglia della pensione, gli mancano ancora 3 anni, preferisce cambiare mestiere pur di evitare le violenze a cui sono sottoposti medici, infermieri, personale ospedaliero. Guardate che è una situazione intollerabile, intollerabile. Vediamo la truffa del bonus facciate. Le fiamme gialle di Thiene hanno sequestrato crediti d'imposta ritenuti fittizi per oltre 10 milioni di euro nei confronti di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita con sede nella provincia vicentina. Denunciato alla Procura della Repubblica per truffa aggravata il legale rappresentante della SRL. I crediti d'imposta fittizi sono attualmente detenuti da 32 imprese e persone fisiche dislocate in 10 province italiane, tra cui Padova e Venezia. I giochi con vincite in denaro, 4 totem sequestrati in un circolo privato. C'è stato un intervento nell'area di Conegliano da parte degli ispettori dell'Agenzia delle Dogane, dei Monopoli e della Guardia di Finanza. Accertata un'evasione fiscale di circa 262.800 euro in un locale pubblico adibito a circolo ricreativo privato del Coneglianese, ed era possibile giocare e ottenere vincite in denaro attraverso questi 4 totem elettronici che non erano collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia. Andiamo a Bassano del Grappa e vi ricordo che tra poco avremo in collegamento il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, e chiederemo al sindaco un commento sulla questione della polizia locale, lo scontro con l'opposizione. Vediamo cosa ha detto a riguardo l'ex sindaco Riccardo Poletto. Il percorso è iniziato, da parte nostra rimane fermo il punto che si possono rivedere gli accordi, si può fare in modo, come anche la maggioranza chiede, che tutti i comuni si impegnino proporzionalmente in ugual misura, su questo c'è accordo, ma che non sia assolutamente da mettere in calendario un'uscita dall'unione con la polizia locale e tornare a fare tutto per conto nostro, sotto il nostro campanile. Parte da qui, da questa presa di posizione, una nuova trattativa sulla polizia locale bassanese e sulla possibilità che questa rimanga all'interno dell'Unione Montana e non venga invece scorporata, come annunciato dall'amministrazione di Nicola Finco.
Il tema era sul piatto durante la seduta congiunta delle commissioni prima e seconda nell'aula del Consiglio Comunale, alla presenza del sindaco e degli assessori coinvolti, ma anche dei vertici della Polizia Locale cittadina. Proprio sui conti l'opposizione intende andare a fondo. L'incidenza sul bilancio comunale che il servizio di polizia locale ha avuto anno per anno, ma l'incidenza è, dipende dal costo del personale che di anno in anno può essere diverso, delle prestazioni, ma dipende anche dalle multe, dalle sanzioni. Se cambia il numero delle multe, questo si sa, cambiano gli introiti e cambia il bilancio. Quel che non si sapeva invece è che c'è in ballo un volume piuttosto importante di sanzioni non riscosse. Una quantità di sanzioni non pagate che aumenta di anno in anno è motivo di preoccupazione. Bisogna capire insieme cosa poter fare affinché le sanzioni che vengono comminate vengano pagate in quantità maggiore, perché c'è un tasso di elusione che sta crescendo preoccupantemente. Al netto di una posizione politica e strategica dell'amministrazione Finco, che potrebbe decidere di tirar dritto comunque sul progetto di uscita dei vigili dall'Unione, la faccenda è in ogni caso meramente finanziaria. E dato che è finanziaria, Poletto ricorda che proprio l'Unione e la gestione condivisa hanno portato nel corso degli anni molti finanziamenti per la sicurezza. Sono arrivati i soldi, anche con cifre molto importanti, vuoi per la videosorveglianza, vuoi per il sistema di lettura targhe. È stato possibile prendere questi soldi proprio perché c'era una gestione condivisa. Così Riccardo Poletto. E a proposito di polizia locale, la richiesta di dotare i vigili di taser infiamma la seduta in Consiglio Comunale a Padova con un botta e risposta tra la consigliera di minoranza Elena Cappellini e il sindaco Sergio Giordani. Le chiedo cosa pensa di fare e soprattutto se è a favore di questa sperimentazione che, ripeto, ormai è apprezzata anche in tantissimi altri comuni. Sappiamo che l'adozione del taser è avvenuta già a Milano, a Firenze, in tantissimi altri capoluoghi e riteniamo utile, visti i disagi, i danni e soprattutto anche l'insicurezza che non è più percezione. Io capisco tutto quanto quello che dite, lo so che tra poco sono le elezioni regionali per cui ognuno deve farsi vedere, farsi bello, però abbiamo avuto COSP, prefetto, questore, carabinieri, finanza, ci ha detto chiaramente: io vi sconsiglio, non vi dico di fare o non fare, non so cosa vedo buona vina, obiettivamente non c'è, vi sconsiglio di adoperare questo sistema. Un botta e risposta acceso tra la consigliera di Fratelli d'Italia Elena Cappellini e il sindaco Sergio Giordani ha alzato i toni durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Padova. Ad innescare la polemica la questione taser dopo la richiesta avanzata nelle scorse settimane dal sindacato UIL, che ne chiede la dotazione per la polizia locale. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina e lo stesso sindaco Giordani hanno già espresso la loro contrarietà, anche alla luce di quanto comunicato dalle forze dell'ordine durante il recente comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il Finanza ha detto che l'ha adoperato una volta da quando c'è. Mi pare la polizia locale, polizia di Stato 7-8 volte, 10, adesso non mi ricordo più. Comunque ha detto: secondo me è più che sufficiente lo spray, è più che sufficiente un'altra cosa, adesso non mi ricordo più. No, Bodycam, giusto, grazie, per cui vi sconsiglio per ora. Però adesso io capisco la sicurezza, ma dov'è il problema della sicurezza? Per favore, facciamo un po' di serietà sotto questo aspetto. La risposta di Giordani, che riporta anche l'opinione del prefetto che ne sconsiglia l'adozione, ha urtato la consigliera di minoranza Cappellini. La risposta del sindaco non mi soddisfa affatto e anzi sinceramente mi offende, perché io non ho bisogno di farmi bella sui giornali. Gli agenti della polizia locale di Padova, attraverso la UIL, hanno chiesto la sperimentazione del taser, come avviene in altre città d'Italia. Una richiesta che viene avanzata anche dal SAP, il sindacato autonomo di polizia, che ne sostiene la richiesta della polizia locale. Gino Cecchettin continua ad incontrare gli studenti. Oggi era a Longarone nel primo di 4 eventi dedicati alla violenza di genere. I ragazzi gli hanno scritto delle domande. Sentiamo
alcune delle sue risposte in questo servizio, queste immagini che ci ha inviato Tiziana Bolognani. Ho visto molte domande inerenti a Filippo. È un nome che io non ho paura a nominare. Chi era, com'era, e capisco anche il perché di queste domande, perché si vuole identificare, al di là della storia tragica, chi è il profilo di un omicida, e questo immagino che vi possa dare anche paura. E vi posso dire che io ho conosciuto Filippo perché veniva in casa, anzi quando Giulia si è fidanzata io ho chiesto come si sentisse, no? Ti senti felice ancora prima che lo conoscessi? Era felicissima, quindi era felicissima di vivere il suo primo amore della vita, perché quando si arriva a 20 anni magari hai anche il desiderio di iniziare una storia d'amore, un amore che aveva letto solo sui libri, che magari aveva avuto qualche crush, come dite voi, non corrisposta, e finalmente aveva trovato l'amore, un amore corrisposto, e io vederla felice ero a mia volta contento, no? Perché quando i tuoi figli sono felici, quando i figli sono felici, un genitore non può che essere contento. Poi come in tante storie, insomma, è venuto a pranzare a casa nostra. Sì, ho trovato una persona normalissima, quindi uno studente universitario, forse un po' timido, ma chiaramente un genitore può incutere anche un po' di timore, no? Quando si viene a pranzo dal presunto suocero, no? E poi io sono uno che cerca di mettere a suo agio, ma effettivamente era forse un po' introverso, ma niente di che, una persona normalissima. Cosa è successo poi? Che Giulia non ha capito che non era la persona adatta a lei, e su questo si può disquisire o meno, però quando una persona, una donna decide della propria vita, la decisione va rispettata. Lui ovviamente ci è rimasto male, ha cercato più volte di riconquistarla, si sono anche rimessi insieme perché lei ha dato una seconda occasione, però aveva già capito che anche nella seconda occasione lui non era cambiato, era troppo possessivo, e di questo ne discutevamo tranquillamente in famiglia. Però tutte le volte che io chiedevo a Giulia com'è la storia, perché anch'io da genitore mi sono preoccupato, e considerate che Giulia è una persona assolutamente affidabile, bravissima, non ha mai avuto problemi di sorta, quindi bravissima studentessa, anzi aiutava anche i compagni di classe o altri studenti delle altre classi, e quindi è una persona che è già molto più avanti nell'età, è già molto adulta nelle responsabilità e tutto. Ovviamente ti limiti anche nel chiedere le cose, quindi non è che vai a fondo, non è che spii il cellulare, sarebbe sbagliato dal mio punto di vista. Solamente dicevo, dal mio punto di vista dovresti troncare nettamente, però lei era nel gruppo di studio di Filippo e quindi si sentiva anche in colpa per aver chiuso la relazione. Però mi diceva, guarda, Filippo non farebbe male a nessuno, questo me l'ha detto più volte, e forse è il motivo per cui io da genitore mi sono sentito anche tranquillizzato. E poi un giorno ti svegli e tua figlia non c'è più. Un giorno ti svegli e tua figlia non c'è più. Gino Cecchettin a Longarone, in uno dei tanti incontri con gli studenti, continua a lottare contro la violenza e i femminicidi dopo aver subito il trauma della morte della figlia. Immagini che ci ha mandato Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione bellunese. Adesso andiamo a Mestre perché la CIA, gli agricoltori stanno parlando di salute e sostenibilità. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è proprio concluso da pochissimo qui il convegno all'M9 di Mestre della CIA per poter parlare di sanità, ma soprattutto del futuro della sanità, perché ci sono numeri non buoni per quanto riguarda gli agricoltori. Qui siamo insieme a Cristiano Fini, il presidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani. Benvenuto Presidente. Allora, dicevamo, il 10% dei veneti rinuncia a
curarsi a causa dei costi sanitari elevati, però è comunque una questione che non riguarda solo la nostra regione ma tutto il paese. Sì, purtroppo è un fenomeno nazionale, in alcune regioni è addirittura la percentuale ancora più alta. Noi dobbiamo garantire un servizio sanitario a tutti, un servizio sanitario universale. Oggi purtroppo non è così, dobbiamo invertire il trend con delle politiche, con della programmazione e soprattutto con delle risorse, anche in manovra economica che dovrà essere approvata a breve. Quindi noi dobbiamo continuare a garantire cure, assistenza a tutti, soprattutto ai più fragili e soprattutto nelle aree più fragili del paese, le aree interne, le montagne, dove c'è uno spopolamento molto accentuato, dove ci sono tante persone fragili e dove noi dobbiamo garantire invece un'assistenza doverosa, dovuta. Soprattutto dobbiamo cercare anche di mettere in campo più prevenzione per migliorare le condizioni sanitarie dei pazienti. Quindi noi dobbiamo cercare di mettere in piedi una programmazione a livello nazionale, lo dobbiamo fare di concerto col governo, con tutte quante le istituzioni e anche ovviamente quelle regionali che hanno materia competente in materia sanitaria. Presidente, i numeri ci dicono che in Italia le pensioni agricole sono le più basse d'Europa. Purtroppo sì, soprattutto le pensioni minime. Pensate che ci sono agricoltori che vivono con 500 euro di pensione al mese, con i costi che ci sono oggi dopo aver lavorato 50-60 anni in campagna. Io credo che per un paese civile tutto ciò sia inaccettabile, quindi dobbiamo intervenire per aumentare le pensioni minime degli agricoltori, ma anche per adeguare tutte quante le pensioni degli agricoltori, perché non possono continuare a vivere in condizioni da fame. Grazie al presidente di CIA, nazionale di CIA Agricoltori Italiani, Cristiano Finni. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori, al presidente, a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Una notizia prima di andare in pubblicità e di collegarci con il sindaco di Bassano Nicola Finco. Luca Mattiussi, l'ex allenatore dell'Udinese, stroncato dal tumore al pancreas, aveva 53 anni. Pubblicità, torniamo subito. Di nuovo in diretta con Focus TG e ci colleghiamo con Bassano del Grappa e con il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Sindaco, buongiorno. Carissimo direttore, buongiorno a lei e tutti gli amici di Rete Veneto. È un grande piacere, guardi, è un grande piacere averla qui perché sono passati 4 mesi dalla sua elezione, era il 24 giugno e io ho titolato i primi 4 mesi in trincea, no? Perché il sindaco, fare il sindaco non è una passeggiata. Le è mai capitato in questi primi 4 mesi di pentirsi e di dire potevo restare vicepresidente del Consiglio regionale? Ah no, pentimenti no, perché comunque penso che per una persona alla quale piace fare politica e che gli piace anche l'amministrazione, amministrare la propria città sia una delle cose più belle, soprattutto se è una città intensa come Bassano del Grappa, che dopo ricordiamocelo, insomma, è una delle città più importanti del Veneto, è un polo attrattivo da un punto di vista culturale, economico, sociale, quindi è una città che anche se nel corso degli anni, 20 anni fa era una realtà che si sognava di diventare provincia, Bassano non è diventata provincia, ma è ancora una realtà molto viva, dinamica e insomma che ha ancora moltissime potenzialità di crescita. Quindi sicuramente la vita è cambiata perché insomma è una vita totalmente diversa, perché ovviamente il sindaco deve essere disponibile H24 con la prefettura che ti chiama alle 2, 3, 4 di notte quando ci sono delle emergenze da un punto di vista di temporali, problemi che sono sul territorio, 7 giorni su 7. Però diciamo che dopo 14 anni di regione l'esperienza da sindaco sicuramente la faccio con un bagaglio di esperienze alle spalle, ma anche di collegamenti e di conoscenze che ho maturato nel corso degli anni. E con la consapevolezza però che un sindaco quando mette il piede fuori dalla porta del municipio ovviamente è il punto di riferimento principale per tutti i cittadini e quindi insomma questo mi dà anche moltissima soddisfazione perché comunque
tocchi con mano ogni giorno le cose che fai per la tua città. Quindi insomma questa penso che al di là di tutto sia la gratificazione più bella per una persona che fa amministrazione. E un sindaco infatti viene a volte anche consultato su materie che non sono neanche di sua competenza da parte dei cittadini, perché proprio vedono nel sindaco l'amico, l'alfiere di una città. Senta, Bassano del Grappa è una città comunque non facile da gestire, ci sono come in tutte le città tanti problemi. Lei la conosciamo per il suo ottimismo, la sua determinazione. Cos'è che la preoccupa di più, insomma, o su cui si sta muovendo più intensamente per risolvere i vari problemi che ci sono nelle città? Diciamo che la cosa che mi preoccupa di più, a parte la questione di tagli, che ormai insomma è un qualcosa che al di là dei governi si verifica di anno in anno, quindi ovviamente quando bisogna tagliare qualcosa si parte sempre dal basso, no? Quindi tagliano sempre i comuni e gli enti locali, quindi le province, le regioni, e lo Stato raramente taglia qualcosa. Però dati alla mano, vedendo anche la mia città, il dato che più mi preoccupa è la fascia sociale, cioè le difficoltà che stanno vivendo sempre più cittadini, e non cittadini extracomunitari, ma cittadini italiani che hanno bisogno di cose fondamentali, cioè a volte anche del pane per vivere, ma di persone magari anche che hanno una vita alle spalle. Cioè, quando mi trovo l'anziana di 85 anni che viene in comune a chiedere un aiuto perché è sotto sfratto, dopo magari aver lavorato una vita, dopo 1000 difficoltà familiari, queste sono le emergenze vere che si toccano ogni giorno. Io oggi su una comunità di 43.000 abitanti ho 200 persone che stanno aspettando un alloggio popolare, ho 30 famiglie sotto sfratto e ripeto, gran parte sono famiglie di cittadini italiani residenti a Bassano da moltissimi anni, e che ovviamente bisogna trovare e dare delle risposte, senza poi considerare tutti i bisogni primari, quindi una realtà che invecchia, quindi sempre più bisogno di assistenza domiciliare, di posti all'interno delle case di riposo, e dall'altra parte però abbiamo anche una generazione che cresce, quindi giovani coppie che chiedono di essere aiutate magari per trovare un alloggio, piuttosto che delle agevolazioni per i figli che vanno a scuola, piuttosto che un aiuto per il doposcuola. E quindi una delle missioni principali che mi sono dato prima ovviamente dobbiamo pensare anche a far crescere Bassano, quindi i cantieri, le opere pubbliche, ma una cosa che voglio tutelare e garantire è tutto l'aspetto sociale, cioè prima di tutto devo pensare alla mia gente, alle persone che stanno male, poi ovviamente arrivano i cantieri, può arrivare tutto il resto, ma prima devo garantire la dignità ai cittadini di questa città. Ecco, Sindaco, lei sa che noi da anni abbiamo un confronto molto duro con la sanità bassanese, col San Bassiano, con l'ULSS 7, perché i cittadini ci chiedono proprio a volte direttamente di intervenire per evitare problemi e disagi che sono davvero molteplici. A suo giudizio può migliorare la sanità bassanese, perché noi abbiamo testimonianze dirette e continue di una sanità che non risponde alle esigenze di un'intera comunità. Ma vede, direttore, la sanità deve migliorare, cioè nel senso Bassano, anche se non ha un ULSS diciamo provinciale come diciamo le altre province, però l'area pedemontana e il litorale veneto sono le uniche due realtà nelle quali sono state costituite queste diciamo piccole ULSS di più o meno 400.000 abitanti. È una realtà che ha sempre funzionato bene, perché comunque è sempre stato un polo attrattivo per i professionisti, dove nel corso degli anni sono sempre stati fatti anche moltissimi investimenti. Io adesso da 3 mesi sono anche alla guida della conferenza dei sindaci e ci siamo dati proprio come impegno quello di pretendere da parte della direzione generale che governa l'ULSS il miglioramento sia delle prestazioni, della qualità dei servizi, di diminuire il più possibile i disservizi che nel corso di questi anni comunque ci sono stati evidenziati a noi amministratori locali, ma anche insomma, prima quando ero consigliere regionale e sapete benissimo le battaglie che ho fatto per tutelare la qualità del servizio a livello bassanese, e quindi questa è oggi una missione che portiamo avanti anche a livello locale, perché sappiamo le potenzialità che abbiamo, ma soprattutto noi oggi viviamo anche in un'area pedemontana, quindi una zona fatta di colline, di vallate, di montagne, dove non è sempre facile raggiungere l'hub provinciale per determinati servizi, e quindi la sanità di prossimità deve essere garantita, ma non solamente all'interno degli ospedali,
ma anche con i presidi a livello locale, quindi in primis i medici di medicina generale, dove in moltissimi comuni abbiamo proprio la difficoltà nel poter garantire questo servizio ai nostri cittadini, soprattutto ai cittadini anziani, e poi insomma con tutta una serie di servizi che si stanno mettendo in piedi anche grazie agli investimenti del PNRR, che sono le case della comunità nelle quali la Regione sta investendo. Quindi sicuramente la sanità è uno dei temi caldi, insomma, della nostra agenda politica. Sindaco, due problemi di cui ci occupiamo, non dico tutti i giorni, ma quasi, con la nostra redazione: Ferdinando Garavello, Alex Giuliano, Vanessa Banzatto, Monica Smidel e tutti i nostri tecnici, Mirko Cavallin, sono l'ecopiazzola di San Vito e poi la questione della polizia locale, no? Con l'Unione, la Commissione. Che prospettive ci sono in entrambi i casi? Ma guardi, la questione delle ecopiazzole è una questione che nasce ancora quasi 10 anni fa, con una progettazione fatta dall'allora amministrazione di centrosinistra, che prevedeva, anche su indicazioni insomma del Consiglio di Bacino, di investire su due o tre aree della città, quelle con una, diciamo, densità abitativa importante, mettendo al posto del porta a porta, il classico passaggio porta a porta per la raccolta dei rifiuti, mettendo delle isole ecologiche. Questo progetto poi non è più stato realizzato per mancanza di fondi. Adesso sono arrivati dei fondi del PNRR e la passata amministrazione, ancora nel mese di marzo, ha dato l'ok per fare queste due isole ecologiche, perché una è già stata realizzata in passato. Sono partiti i lavori, io mi sono insediato, ovviamente mi sono trovato la rivolta di due quartieri, da parte, diciamo, di questi quartieri che non volevano a tutti i costi queste ecopiazzole, però di fronte a degli appalti dei lavori affidati e degli appalti in corso, il sindaco non è che può interrompere questo tipo di procedure, altrimenti c'è il dolo. E quindi ho garantito ai vari presidenti di quartiere che nelle altre realtà non andremo a realizzare questo tipo di impianti, però questi due quartieri, ahimè, insomma, noi non abbiamo alternative se non dover pagare di tasca nostra un eventuale danno erariale. Per quel che riguarda invece la polizia locale è un'altra partita. Quando sono arrivato ho voluto vederci chiaro su tutta una serie di enti dove ovviamente il Comune di Bassano è ente capofila, e uno di questi l'Unione Montana. Noi fino al 2019-2020 avevamo un corpo di polizia locale formato da 40 agenti sostanzialmente, li abbiamo trasferiti all'interno dell'Unione Montana e oggi purtroppo quei 40 agenti sono diventati 35. Non servono più solamente il Comune di Bassano, ma servono un'area molto più vasta formata da 5 comuni associati più i comuni convenzionati, e guardando i dati le ore di pattugliamento di servizio sul territorio di Bassano sono nettamente diminuite. E ovviamente a me questo non sta bene, perché io pretendo che la polizia locale sia in pianta stabile su Bassano, che mi monitori costantemente il territorio. Abbiamo determinate situazioni delicate che meritano un'attenzione da parte delle forze dell'ordine, quindi non è che il Comune di Bassano voglia uscire dall'Unione Montana, però pretendo, se non altro, di avere un servizio alla pari di quello che avevo prima, quando la funzione era all'interno del Comune. E mi sembra che da quando abbiamo trasferito il servizio sia solamente peggiorato e i costi siano aumentati. Quindi nella massima, insomma, logica anche di collaborazione con gli altri sindaci, la mia volontà è quella di trovare una soluzione quanto prima, purché a Bassano il servizio non venga a meno. Quindi adesso è iniziata questa discussione, ma come l'ho iniziata sull'Unione Montana andrò a approfondire anche altre realtà, altre società partecipate che abbiamo come comune, perché insomma voglio vederci chiaro, vedere i conti e poi capire se insomma il servizio può essere migliorato. Ecco, invece non ci sono problemi, mi pare, non ci sono stati, e le prospettive sono molto buone per il turismo, no? Bassano del Grappa quest'estate è stata assaltata da turisti entusiasti. Sì, direttore, lei ha detto bene, insomma, Bassano soprattutto negli ultimi anni ha visto un cambio radicale per quel che riguarda il turismo, quindi presenze massicce, non solamente d'estate, ma anche, insomma, adesso non siamo in periodo di alta stagione, però voglio dire i sabati e le domeniche sono giorni dove Bassano è invasa da migliaia di persone, e questo è un bene per la nostra economia, ma soprattutto noi abbiamo visto questo cambio di tendenza da quando è stata aperta definitivamente la Pedemontana. Cioè la Pedemontana oggi ci sta portando un turismo che fino a qualche anno fa non vedevamo, c'è gente che arriva in giornata dall'Emilia,
piuttosto che dal Friuli Venezia Giulia, piuttosto che da una parte del Veneto. Penso a tutta la zona del Trevigiano, dove una volta insomma da Treviso a Bassano ci mettevi un'ora, per andare a Conegliano ci mettevi un'ora e tre quarti, oggi in 40-45 minuti siamo collegati. Oltretutto Bassano è un'ora di strada dall'aeroporto di Venezia, se pensiamo, da Treviso piuttosto che da Verona, e quindi è una città che inizia ad essere attrattiva, ma attrattiva non solamente come città di Bassano, ma come comprensorio. E per questo adesso ci siamo dati un impegno come sindaci dell'area attraverso l'IPA di portare avanti l'idea di un marchio d'area che venda non solamente l'offerta turistica di Bassano come città, ma di tutto un comprensorio che va dalla Val Brenta, quindi dai confini con il Trentino, fino ai confini con tutta la parte, diciamo, dell'Alto Vicentino e con il Trevigiano, perché insomma l'offerta turistica è buona, è valida, e sicuramente insomma abbiamo anche enorme potenzialità di crescita. Dobbiamo fare un breve stacco pubblicitario, resti con noi perché poi volevo chiederle anche più in generale l'autonomia differenziata, quello che sta accadendo, e poi anche la politica locale in vista delle elezioni regionali del 2025. A tra poco, Sindaco, a tra poco. Di nuovo in diretta con il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Bassano del Grappa, una splendida città, la patria, la capitale delle penne nere, una città medaglia d'oro al valore militare. Sindaco, parlavamo dei turisti, poi purtroppo sono arrivati anche i lupi, no? Avete dei lupi che non dico in centro, mi pare ancora di no, ma è un problema tra Bassano e Marostica. Il problema che fino a qualche mese fa era un problema legato solamente, diciamo, all'area montana, e oggi ci ritroviamo a 1,5 chilometri dal centro di Bassano i lupi che scorazzano tranquillamente nelle vicinanze delle nostre aziende agricole, quindi hanno già fatto dei danni in una frazione a nord, la frazione di San Michele, con 2 asini che sono stati sbranati. Però oggi la preoccupazione è tanta, perché comunque la presenza è di lupi di giovane età, quindi vuol dire che il branco è stanziale all'interno della nostra area, del nostro comune, e il problema è che stanno girando tra le case, quindi ovviamente chi ha un'azienda agricola, ma anche solamente chi ha o degli animali da cortile piuttosto che un cane in libertà all'interno della propria abitazione, ha un po' di preoccupazione, perché girano proprio tranquillamente, cioè non hanno né paura dell'uomo né altro, e quindi c'è un po' di timore. Mi auguro che ormai, guardi, il problema del lupo lo conosciamo bene, perché io sono stato uno dei primi che fino al 2013 ha chiesto interventi quando ero in regione su questo tema. Purtroppo ad oggi i risultati sul piano nazionale ne sono arrivati pochi, però oggi è a rischio veramente l'esistenza non solamente dell'agricoltura di montagna, che è già stata messa a serio rischio, e la vediamo perché comunque negli ultimi anni sempre più allevatori stanno abbandonando il pascolo di montagna e l'utilizzo delle maghe, ma oggi il problema si sta spostando in pianura. Oltretutto siamo in autunno, quindi in montagna nel senso di selvaggina ancora ce n'è, però abbiamo i lupi che vengono a predare in pianura, quindi figuriamoci cosa succederà quest'inverno con le stalle che ovviamente non hanno le recinzioni, non hanno le porte chiuse a chiave, quindi sicuramente insomma ci saranno altre predazioni e la cosa sta diventando preoccupante. Homo homini lupus, cioè i latini volevano dire gli uomini, l'uomo è un lupo per gli uomini, no? Per descrivere un po' quella che è anche la violenza all'interno dell'umanità. E qui ovviamente la politica diventa una lotta molto aspra, una guerra, e ci sono le elezioni del 2025 e poi c'è lo scontro sull'autonomia e anche un confronto molto duro tra alleati in Veneto, tra Lega e Fratelli d'Italia. Lei su questo cosa ci dice, Sindaco? Ma guardi, io spero che, insomma, visto che l'argomento non è ancora stato risolto, insomma, però spero che al Presidente Zaia gli si possa dare la possibilità di fare un ulteriore mandato. Se ciò non sarà possibile, però da leghista da 23 anni, spero che la presidenza di questa regione possa continuare ad essere in capo al partito della Lega, ma non perché ne faccia una questione di partito,
ma perché comunque nel corso di questi anni noi abbiamo dimostrato di avere una classe dirigente a livello regionale, ma anche a livello locale, con i tanti sindaci piuttosto che i presidenti di provincia, che sa amministrare bene il patrimonio pubblico e lo sa gestire nel migliore dei modi, razionalizzando anche le spese. Mi ricordo quando siamo arrivati con il Presidente Zaia nel 2010 abbiamo trovato una situazione veramente difficile e abbiamo fatto veramente un grande lavoro di trasformazione, di riduzione dei costi e delle spese. Oggi abbiamo ancora una classe dirigente importante, perché non basta solamente avere le percentuali per dire voglio il Veneto, bisogna avere anche la classe dirigente capace di governare una regione come la nostra. E penso che abbiamo ancora tutte le carte in regola, soprattutto perché devo ricordarla, forse il Veneto è l'unica regione a statuto ordinario su scala nazionale che ha ancora un'identità marcata, che ha ancora una fede di autonomia, di federalismo, di decentramento che nessun'altra regione ha a livello nazionale, ma soprattutto non c'è nessun altro partito se non il nostro che ancora sta portando avanti questa battaglia, che è vero una battaglia che purtroppo ci portiamo avanti da più di 20 anni e da 7 anni in maniera stabile con il governo centrale, però voglio dire è una battaglia sulla quale noi non molliamo, e ancora adesso abbiamo visto ieri in Consiglio regionale con l'intervento del Presidente, ma di tutte le mosse che stiamo facendo è perché noi ci crediamo e le stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili per portare a casa un minimo di autonomia per questa terra, e non perché siamo degli arroganti, ma perché sappiamo di avere gli amministratori in gamba per gestire al meglio queste cose, queste competenze. Chi la dura la vince, si potrebbe dire. Sindaco, grazie infinite, complimenti per il suo lavoro e a presto. Spero di averla anche quando vuole, quando può, a Focus la sera alle 21:15. Grazie Sindaco. Sì. Grazie direttore, grazie mille, ci vediamo presto. A presto, buon lavoro, grazie. Grazie al sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco e Renato Capoglia con Tommaso Migotti in regia. Stasera Focus alle 21:15. Buona giornata, grazie.